per tutelare questi lavoratori, che purtroppo sono stati minacciati anche di sanzioni disciplinari se non si presentavano al lavoro, abbiamo dovuto proclamare lo sciopero per tutelare questi lavoratori. I centri commerciali precettano, i lavoratori scioperano. È sempre più teso il clima sulle aperture domenicali, soprattutto dopo la decisione della grande distribuzione di alzare le serrande anche nel giorno dei Santi. Chi lavora nel commercio non ha più una vita sociale, non ha più una famiglia. Non in tutti i supermercati i dipendenti si asterranno dal lavoro. Altri centri, soprattutto quelli più grossi, saranno regolarmente aperti. Ma i sindacati non si arrendono. Visto che la grande distribuzione fa orecchie da mercante, CGIL, CISL e UIL puntano direttamente al consumatore. Giovedì presidio in alcune città del Veneto, da Vicenza a Padova, da Treviso a Mestre. Noi vogliamo tenere vivo questo fuoco, vogliamo che la gente non si rassegni, perché pensiamo che le chiusure domenicali piuttosto che le aperture siano un segno di civiltà. La parola d'ordine è sensibilizzare il cittadino, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, che dovrà decidere se ricondurre alle singole regioni la competenza in materia di commercio.